dove siamo finiti? Dove siamo finiti? Eravamo l'atmosfera è particolare, molto bella. Eravamo in uno studiolo, cioè Uno studiolo, eravamo al Mob, in un posto bello. bellissimo, però luci, un'atmosfera un po' più chiusa. Qui siamo all'aria aperta, respiro anche storia, devo dirti, pietre queste con sono queste pietre. originali, mi hanno detto che questo è proprio... Tu c'eri quando le stavano... No, non cominci così, abbiamo una serata molto lunga, tra l'altro questo è il restart, cioè la ripartenza, quindi dobbiamo ripartire nel modo migliore possibile. Ti trovo... E ripartiamo da un posto bellissimo per pensare a ciò che è al centro della nostra attenzione da sempre, davvero? la nostra terra. Assolutamente sì, Io Compro Siciliano. Ritorniamo con Sicily On Air, l'appuntamento che vi ha tenuto insomma compagnia per buona parte dell'inverno da questo locale Il Mob, quindi chi ci ha seguito. Anche qui stasera live in streaming sui nostri profili, le nostre piattaforme. Elena Chiavetta che ha fatto una stagione di live, devo dire, niente male. Il signor Vincenzo Canzone, devo dire che anche lei ha avuto il suo bel da fare davvero? col suo Sicily On E Air. stasera ci saranno alcuni degli ospiti che sono stati con noi, naturalmente nel percorso, e altri ospiti anche che ci hanno raggiunto proprio per l'occasione, per questa 2 giorni, perché già da ieri i fondatori sono molto stanchi, molto stanchi, però sono qua con noi stasera e li presenteremo tra poco. Ma vogliamo già svelare dov'è che ci troviamo esattamente? Assolutamente sì, lo faccia lei. Siamo a Palermo, nel cuore della nostra città, siamo all'interno di un museo. Questo è lo spazio esterno del Museo Riso. Ed è qui che in questi giorni l'abbiamo pubblicitato tantissimo, questo appuntamento di Restart, Sicilia Restart. Ci sono stati questi convegni che hanno avuto come centro il turismo, hanno avuto come centro la cultura, l'impresa ovviamente, il sociale. Sono i temi che più stanno a cuore ovviamente a tutta la grande famiglia di Io Compro Siciliano. Ma direi tanto di salutare perché c'è gente. Non sembra vero, però se io faccio fare l'applauso adesso lo si sente anche in diretta e si lo sentono a casa, quindi possiamo chiedervelo? Perché è in presenza, non mi capitava da tanto tempo, è incredibile. Tutti distanziati, perché è normale, normative anti-Covid. Passati sembra un'altra cosa, green passati. Green passati si può declinare. Come ha fatto la Vanoni qualche sera fa, lei è green passata? Sì. Okay. Cioè, poi sono più green perché la Vanoni se no non cantava con Di no. Mattino con la pesce. Allora siamo pronti perché dobbiamo svelarvi questa bella puntata che seguirete qui in presenza, ma anche da casa con i vostri telefonini. Condividete. Se ci state seguendo attraverso i social, anche qui condividete le vostre... C'è la sigla. C'è la sigla. Anche in esterna. Che fa? Se viene in esterno metto la sigla. Regia, così andiamo nel palco centrale. Tra pochissimo. La sigla. Eccoci qua, che bello, siamo in diretta, wow, siamo abbronzatissimi, si vede, la mista estiva, si vede che siamo, insomma, veniamo da un periodo comunque estivo, anche tu, insomma, stasera tutta verde, sei meravigliosa, cara. Per la storia del Green Pass, te l'ho spiegato prima, così basta, nessuno me lo chiede, arrivo così, non ci sono più abituate, il pubblico dal vivo, ma sai... Che differenza c'è stata in tutte le nostre vite e in tutti quelli che vogliono veramente godersi tutto quello che c'è in questo nostro territorio, con gli appuntamenti dal vivo, con lo spettacolo, e tanti dei protagonisti che saranno qui con noi sul palco stasera ovviamente hanno vissuto questa mancanza. Ci racconteranno però, insomma, anche cosa è cambiato. C'è stata una adesso. ripartenza perché insomma molti di questi insomma sono stati anche in giro con dei tour, sono degli ospiti che ci racconteranno come è andata comunque quest'estate. Io direi di partire, intanto saluto la regia, saluto quelli che ci vedono da casa. Eliana Chiavetta, perché merita un applauso, Eliana Chiavetta. Vincenzo Canzone, se tu mi nomini io ti nomino. Grazie mille, e allora partiamo subito con la presentazione degli ospiti e siamo qua grazie a loro, perché loro sono i fondatori di Io Compro Siciliano. Pensate, chi chiami tu? Non lo so, come chi vuoi chiamare? Con chi hai più simpatia? No, ma con tutti e due, non mi fare queste cose che poi se poi chiamo quello che si vede meno, ma insomma è sempre importante perché... Tu chiamane uno che io chiamo l'altro, sono due, se tu ne chiami uno li chiamiamo insieme. Io prima dico, signore e signori, Davide Morici e... Giuseppe Giorgiani! I fondatori, venite, guardate! Io Compro Siciliano sono loro! Sono loro!
non è solamente un brand, 300.000 che hanno Prego, accomodatevi, andate lì, siete insieme, non vi dividiamo, perché siete nati insieme. I gemelli diversi non sia mai. Vi potete accomodare. Noi ci uniamo, non dividiamo noi. Allora, caro Davide, benvenuto innanzitutto, grazie, stanchi perché 2 giorni sono veramente tosti, perché restart, insomma, da ieri mattina. Sì, da ieri mattina 4 convegni corposi. Intanto grazie, è bellissimo vedere il pubblico, Sì, è un'emozione e penso che per un po', visto che qualcosa continua a permanere, vuoi non vuoi, sarà un'emozione. Sono state 2 giornate di convegni importanti, i convegni portano tanta sostanza, abbiamo avuto relatori internazionali che poi stasera ne avremo 2, nel senso che avremo anche insomma, poi man mano che ci entrano. siamo affezionati e quindi li abbiamo tenuti stretti anche per questo appuntamento serale. Dove Io Compro Siciliano ha fatto da collante, ma fondamentalmente Io Compro Siciliano sempre più comunità. L'abbiamo detto più volte, comunità e identità, e questa è la vera innovazione. E siccome tutto sotto la garanzia del Made in Sicily, quindi Io Compro Siciliano sempre più garanzia, ma 4 convegni, 2 ieri, 2 oggi. Giorgianni, cosa aggiunge lei? Niente, sono state 2 giornate veramente intense dove abbiamo cercato di prendere e di porre le basi sui 4 pilastri principali che una civiltà deve avere, che sono la cultura, il sociale, le imprese che sono il motore dell'economia e per ultimo il turismo, che per noi siciliani rappresenta un'industria vera e propria, l'industria principale, il motore principale della nostra economia. Quindi abbiamo veramente portato anche delle testimonianze, dei relatori di livello importante proprio per dare anche un contributo, soprattutto per una ripartenza, diciamolo, ancora c'è uno sconforto, un giorno si apre, 2 giorni si chiude, speriamo. Non si sa, questo veramente impone nella mente di ognuno di noi un blocco, e noi con questa Sicilia Restart cercheremo e abbiamo cercato proprio di cambiare questo modo e di dare un ottimismo, come lo chiamo io, un ottimismo consapevole per ripartire bene, e questa è l'occasione giusta per ripartire bene. Pronto? Fate un applauso. Chi è? Fate un applauso ai fondatori di Io Compro Siciliano. Grazie, bene, grazie. Pronto? E allora, intanto c'è il pianista, c'è con lui il maestro. Ma scusa, abbiamo sbagliato tutto, doveva esserci prima lui, fare lo stacchetto e noi prima il papà e la mamma. Chi è il papà? Che la mamma non lo vogliamo sapere. La mamma chi è? Vogliamo sapere. No, così. Top secret. No, è top secret. E casomai la prossima volta vediamo. Intanto però il maestro che è lui, quando io parlo, lui fa subito le note, mi manca, lo presenti proviamo lei. a fare noi le note. Tu sai suonare? Io no, assolutamente. Ci pensa lui, che c'è il papione ormai ufficiale di Io Compro Siciliano, abbiamo le lenti, gli occhiali, abbiamo le scarpe, belle, tutto devo dire, brandizzato. Regalamele. Il maestro Vincenzo Biondo. Stacchetto, venga, ce la fa? Ce la fa? Il maestro si allena al piano, c'ha le dita più allenate del web. Vada, si accomodi. Lei ormai lo fermano? Lo fermano, si accomodi? Che fa? Sì, la polizia mi ferma. La polizia ti ferma, il condominio lo vuoi salutare? No, è tutto qui. Oggi finalmente è potuto venire. Però c'hai la moglie. Una grande artista che è Elisa Smaria, con il figlio. Elisa Smaria Elisa straordinaria. Grande voce, meraviglia. Però devo controllare se è lui. Cioè io ho bisogno di un la, se no non lo riconosciamo. Fammi un stacchetto. È lui. L'abbiamo riconosciuto, il tocco è quello. E allora continuiamo ancora con un attore che è stato per molti mesi fuori all'estero. Ci siamo collegati durante Sicily On Air. Abbiamo temuto che ce lo rubassero, ma pensate che sarà uno dei protagonisti di una serie Netflix mondiale. La Casa dei Papel, che domani c'è la nuova stagione. Ah no, non è quella. Senti, From scratch, sono preparata. Brava. Vedi, è stato per molti mesi, alcune riprese credo anche in Sicilia, ma ce lo svela lui. Devo dire che tra qualche periodo ormai sarà in giro per il mondo, perché poi conferenze stampa, aperture e quant'altro, ma stasera è qui, ce l'abbiamo fatta. Paride Benassai! Applauso! Non poteva essere nessun altro al mondo. Dove lo mettiamo? Dove vuoi che? Lo mettiamo qua, prego, si accomodi.
molto lieto, molto lieto. Bari De Benassai. La seconda. Io non vorrei dirtelo, ma un sacco di uomini questa sera. Allora, ora arriveranno anche le donne. Complimenti, ci sei mancato. Ma siamo tanto orgogliosi siamo di te. orgogliosi di te, te lo posso dire? Grazie, anche perché, grazie. L'America, in effetti, Hollywood ha comprato Siciliano. Io ho portato dollari qui in Sicilia. Cioè, in qualche modo funziona, no? Questo vendere l'identità, il prodotto siciliano, insomma, ha funzionato, in qualche modo ha funzionato. No, sono molto felice, ho vissuto un sogno meraviglioso che io leggo come un premio alla carriera, è un premio che mi proviene sicuramente da Dio, perché mai avrei immaginato in un periodo così difficile, vivo da qualche anno in campagna, a Balestrate, e come molti miei colleghi aspettavamo che le situazioni cambiassero. Arrivò una proposta dal mio agente cinematografico di un provino per gli americani che io non volevo fare, e dissi, figurati se l'americano la pensano a mia. E invece il mondo globalizzato ha modificato le dinamiche. Oggi il mondo si è veramente rimpicciolito. Bisogna pensare e parlare una lingua che appartiene veramente al mondo. È andata bene e sono stato coinvolto in questa avventura che è un sogno, ripeto, un sogno meraviglioso che auguro a tutti i miei colleghi attori, a tutti i teatranti, a tutti i giovani e meno giovani che vivono il rapporto con lo spettacolo, il mondo dello spettacolo, lo auguro di cuore. Lo auguro di cuore perché mi ha fatto capire, avendolo vissuto, che esiste un mondo possibile. Senti, tra poco poi ci dirai anche perché la crew è arrivata anche in Sicilia, siete stati è una storia from scratch, si ispira a un libro. Me lo dici tra poco. Sì. Suspense, se no cambiano canale, già sanno tutto, piano. Adesso è una serie, dobbiamo fare la prossima allora puntata. mi fermo. Assolutamente sì. Grazie. Allora, è stato un piacere, grazie ancora. No, fermaci qui con noi. Devi stare qua in centro storico a Palermo, questa meravigliosa location dove arriva una delle regine della musica. So che siete molto amiche. Io la amo follemente, come io chiunque. Ho dedicato una puntata di Sisi On Air. Come chiunque ascolti anche solo per un istante la sua meravigliosa voce. Io direi di fare un applauso stratosferico per Daria Biancardi. Guarda, sono qua. Guarda che cavaliere canzone stasera. Ecco qui. Lady of Soul, Daria Biancardi, la nostra meravigliosa voce. Ecco. Benvenuta. Sei contenta? Certo. Poi sei a due passi da casa. Esatto. Cioè, bellissimo. Cioè, è stato proprio facile. A piedi, cioè, sono così. Insomma, ti dobbiamo tanto perché io compro siciliano, Sisi On Air, che è stata sempre vicino a noi, stasera meritavi, come gli altri ospiti, questa bella vetrina. Grazie, bene? È un onore per me essere qui, poi veramente bellissimo questo posto e sono super felice. Grazie. Allora, possiamo lanciare una cosa così? Delle chicche le abbiamo dette, fatte dire a tutti i nostri ospiti. Sì. Vogliamo ricordare che la signora Biancardi qualche giorno fa ha duettato con Mario Biondi in quel di Castellammare del Golfo? E in tutto il mondo hanno sentito questo duetto da brividi. Io c'ero. E lui c'era. Io l'ho c'era, visto, lui spettacolare. Bellissimo. Grazie, salutiamo la Gianfabi Production, che appartiene, insomma, a parte delle nostre ospitate di Sisi On Air stasera, e poi anche lo saluto dopo perché è un altro management. A proposito, io voglio presentare solo un motivatore. Se lo senti, se senti i suoi tour, il suo libro di grande successo, è stato ospite in questa 2 giorni, ha fatto quello di Google, adesso ce la spiega lui. C'è anche un libro. C'è un libro di successo, c'è la zanzara, ci sono tante cose. Daniele Viganò! La carica! Ecco qua, ecco qua. Prego. E allora? Zanzara.
Ma la zanzara poi sveleremo che quello cos'è, sveleremo se dopo. no Dopo? pensate di essere punti. Però dicevo prima Google perché parlavi di Io compro siciliano, che siamo piccoli, però Google all'inizio insomma non lo conosceva nessuno. Beh, intanto Google bisogna ricordare che stava per essere venduta dopo alcuni mesi a Excite, che magari qualcuno se lo ricorda, per qualche milione di dollari, solo che una settimana prima non hanno creduto nella loro operazione, si sono tirati indietro. Immagino in questo momento che avrebbero comprato magari a 5 milioni di dollari una roba che oggi vale 2.000 miliardi, non so che cosa staranno pensando i fondatori di Excite che la stavano comprando per 5 milioni di In dollari. questo anno e mezzo vita un po' particolare per voi, che siete quelli che dovete comunque incentivare, motivare il popolo, diciamola così, ce l'hai messa tutta, hai avuto un grande successo, continua ad averlo anche a distanza, in attesa di ritornare, e lo so, in giro per il mondo. Sì, ma con una presentazione di questo tipo, visto che posso solo deludervi, è stato un piacere. No, anche tu. No, vabbè. Comunque ci parlerai del libro, Sì. e ci parlerai anche di quello che Viganò farà magari nei prossimi mesi. Va bene. Goditi. Ma anche qualche consiglio lo accettiamo noi, questo, perché qui siamo in tanti, ognuno con bene. il proprio mestiere, artisti, Goditi imprenditori. la sicilianità. Perché qua Ma io amo, per me, lo dico in spagnolo, la Sicilia, la regione siciliana, Palermo, per me è un cuento de hada, se mi chiedete che cosa significa, è una fiaba. Quando ho detto al mio editore Mondadori che avrei iniziato il mio tour da Palermo, mi ha chiesto Mondadori, che non è certo sconosciuto, ma verrà qualcuno a vederti? E nel primo tour, il 29 gennaio 2 anni fa, sono venute 260 persone, tra cui anche i fondatori di Io compro siciliano, che io non conoscevo. Quindi bene, amo bene, questa bene. città. Grazie. Allora, applauso, perché quelli non devono mancare anche a casa. Anche questo però ci dà la misura di come Io compro siciliano non sia chiuso dai siciliani per i siciliani. No. C'è una forte radice siciliana, ma si apre a tutto quello che può arricchire e ci arricchiamo reciprocamente. Senti, per proseguire, perché Sì. poi abbiamo un collegamento che incombe, una coppia. Una coppia? Una coppia, sì. Di fatto. Di fatto, nel senso che girano, vanno in Un giro po' per... tipo noi. Ogni tanto sul palco. tipo. Noi lavoriamo spesso insieme, loro portano in giro il loro spettacolo, sono straordinari, sono diversi, raccontano storie anche singolarmente, perché sono veramente attori, due bravissimi attori, insieme a una coppia, ovvero Come poco fa pari dispari, chi dice chi? Antonio Pandolfo E Marco Manera! Applauso! Eccoli! Marco Manera e Antonio Pandolfo ritornano. Con la mano. Marco Pandolfo e Antonio Manera. E così possiamo fare, li invertiamo. Prego. Stavo in Sicilia A Scala ora. Ecco, prego. Buonasera, grazie. Buonasera a tutti, buonasera al pubblico qui presente, buonasera al pubblico da casa, Però buonasera. La presentazione per Giorgiani e Pinotto, tu l'hai fatta superiore a questa nostra. Esatto. Non è vero. Non so se... No, io volevo comprare Google, come si fa? Cioè, a quanto... un anticipo. Non è Io non compro sarà siciliano facile. e c'è Daria Biancardi, Sì. E No, qui- dico, il peso di un artista influisce sul costo dell'artista. Ma perché ci sta dicendo cosa vuoi stare per chi che è grosso? Che ho Che detto? dice? Il peso, che significa? No, nel senso, io Peso compro- artistico. C'è dice. stata confusione. Allora, perché siccome siamo- Paridi è andato in America e ormai parla l'inglese, E noi a Ficarazzi si è siamo ambientato, noi al massimo siamo andati alla Ficuzza Alla a fare Ficuzza a spettacolo. fare spettacolo. Non ti sbagli perché io dopo 4 mesi, Tutti parlavano siciliano. no, 11 volte sono stato in America, adesso 4 mesi, ho imparato dopo 4 mesi esattamente questo. Oh my God, È importante. I love you, it's very fantastic. E non L'essenziale. vado avanti per non esagerare. Sentite, non umiliarci. sentite, Utile per la sopravvivenza. sentite. Sì. Allora, pubblico a casa, presenti, ospiti, cara Eliana, il padrone di casa è lui, perché qua le mura, le pietre sono belle, il museo è bello, ma c'è... Ma i maccarrona ingono la panza. È vero, è vero. Non lo so, Ma in c'entrava, che c'entrava? Questi proverbi thailandesi. Esatto. tutto- No, però perché siamo internazionali, c'è pari. È Aspetta, l'assessore. andiamo. L'assessore regionale? È Sì, regionale. Che generalmente in queste situazioni qua l'assessore non c'è mai. No. E c'è sempre uno che No, dice invece- ringraziamo l'assessore che non è potuto essere qua per motivi istituzionali. No, invece- Invece sta a dire c'è cosa sta. perché deve comprare Google. Oh, signore e Ma no. signori, l'assessore ai beni culturali identità siciliana Alberto Savona Savona. è con noi. Bravo, ancora scala, Alberto, calmati. Alberto, la puoi aggiustare sta scala entro domani pomeriggio. No, ora aggiustiamo quelle di scala.
Buonasera. Buonasera. Grazie Io per aver permesso a Sicily On Air di essere qui in questa location meravigliosa. Grazie, Assessore Samonà, grazie. Ma io sono felice perché questo è uno spazio incredibile, questo spazio esterno del Museo Riso. E Sicily On Air ha inaugurato questo mese di iniziative culturali al Museo Riso che abbiamo chiamato Settembre al Riso, è il secondo anno, e ogni sera ci saranno spettacoli, teatro, musica, opera dei pupi, convegni, un radiodramma bellissimo di Gianni Gebbia dedicato ad Aurelio Pes e una rassegna finale a fine settembre, primi di ottobre, su Franco Scaldati con la sua compagnia teatrale e con Guido Valdini e con tutti coloro che lo hanno collaborato e che lo hanno amato. Insomma, un mese di iniziative culturali. Samona, brava la regione. Bravi. Ci dà la misura anche di come sia possibile fare cultura. Prima quando pensavi a un museo dici vabbè, pare un museo, no? Sembrava una cosa antica, chiusa, anche difficile da poter capire. Invece qui un museo si apre totalmente. C'è pure Pandolfo. Guarda che opera d'arte. Vi faccio osservare come Paride stava guardando lo spazio, perché lui già stava pensando: da ci metto i zucchini, da ci metto i pomodori, là è perfetto per le melenzane. Paride, dillo tu, la tua preparazione. No, stai procedendo bene, considerato che tu sei di Alcamo e vieni dalla campagna. So che parli con autorevolezza. Noi siamo da pane. Ma perché mi dai sciarreare? Sopra la... Ma che cosa può pensare Viganò? Cosa può pensare Viganò? Che non vi conosce e vede già questa lite, questa di Alcamo, di Palermo. Ci uniamo noi tre e compriamo Google. Ah sì, lo vedi. Allora, non sì, so, ti mette tu sicuro. Cioè. Non so Eliana, non so se ci riuscirà, non so se il collegamento è pronto. Qua sembrate a Villa Abate a regia, però... Abbiamo un super ospite che non è in Sicilia al momento. Ma è uno che potrebbe comprarsi Google, lo possiamo chiedere a lui, chiediamo. perché io poi noi facendo radio siamo un po' cresciuti, perché lui è conduttore radiofonico, televisivo, ha presentato format di grande successo. Dai, presentalo tu. Lo so che lo vuoi presentare. Ma è in collegamento. Sì, non quello so se è in vacanza, se è a casa, non lo so. Presentalo. Vediamo se stasera a Sicily On Air c'è Francesco Facchinetti, è vero? Bonsoir. Ciao Francesco, ci sei? Vediamo se lo sentiamo, perché il bello dei collegamenti. Fammi capire. In regia poco fa... Stanno facendo così. Allora, in regia poco fa hanno e chi vuol segnale... dire c'è o non c'è? Ascoltami, io ti saluto, però voglio dire, mi dici hai fatto così 3 secondi fa. Hai fatto così 3 secondi fa. È caduto? È caduto Facchinetti. Vincenzo, ragazzi, c'è ma non si vede. Cosa dire? Ero tutti fomentati, vabbè, comunque. Sai cos'è? Abbiamo caricato la gente, gente a casa. Giorgiani lo imita benissimo. Ma se tu inviti un ospite, fai tipo guardia di finanza, gli dici vai a comprare di qua, vai a comprare di là, si preoccupa e se per no butta giù. Bene, Morici, scusi, per cominciare il Giro Talk, diciamo da questo momento... Giro Talk è tipo Giro Pizza? Come? Sì. Giro Talk. Un karaoke a che ora? Ma il buffet dove? Questo era un autogol, canzone, devi ammetterlo, era un autogol. Biancardi, che dobbiamo fare? Tra l'altro canterà, perché non è che qua che noi invitiamo gli ospiti e non fanno niente. No, mentre canta Daria Biancardi ci sarà l'acqua gym gioco aperitivo. L'avevamo già organizzato sulla musica della Biancardi. Deve essere una cosa anche un po' più istituzionale. Però va bene. Mi ricordo c'è sempre l'assessore. Morici, dopo 2 giorni che convegni, cosa, a parte la chiusura definitiva, la cosa non istituzionale, a parte che chiuderemo Sicily On Air. No, dai. Perché, insomma, non penso che... Però... Ci comprerà Facchinetti alla fine. Ci sono collaborazioni... Facchinetti non c'è? Scusa, nell'attesa posso chiedere a Vigano, siccome devo investire 600 euro, in che cosa le posso investire queste 600 euro? Frutta, verdura. Vabbè, lì basta parlare con ritorniamo all'orto di Paride. Infatti io compro siciliano, poi il cappello. Senti, è tutto un circolo. No, dobbiamo anche dare dei suggerimenti di investimento. Marco c'ha 200-300 euro da investire, diciamo. L'aveva oggi pomeriggio, poi ti buttare un bar. Niente, va bene. A proposito di investimenti, no, è stata svelata una grande collaborazione, una partnership importante con una grande azienda italiana. L'abbiamo svelato, non abbiamo dato i particolari perché i particolari si sapranno. Vi dicevo soltanto il nome, per noi è un orgoglio che
che di fatto è partita l'uno perché siamo al lavoro, l'uno ieri. Chi è? Conad, Conad Italia, io compro siciliano. C'è un applauso a Conad Italia. A ottobre vedrete. Alla Conad c'è sempre chi deve sa ruspigliare notte per andare a controllare i cucuzzi, c'è sempre quello della Conad. Dobbiamo fare noi due. Non lo so, per saperlo. Faranno la serie TV di chi quello che sa ruspigliare notte mi viene a controllare. Vabbè. E c'è Canzone che gli dice no, qua puoi guardare, qua no. Cioè, capito? Questa Penso è la che sia una grande collaborazione e... No ragazzi, io devo andare come avanti. distruggere la Conad? Quando mi hanno detto che fa Manera, chiamavamo Sai qual è il Antonio, problema? A scuola cosa si fa quando ci sono gli alunni Fai indisciplinati? maestra, prova a fare maestra. Li devi dividere, tu li fai sedere accanto, è un problema. Manera, stai quieto che c'è l'assessore, stai dritto. Assessore, che vi controlla da lontano. Assessore Samonà, com'è andata l'estate in Sicilia? Una domanda la lascio libero, visto che siamo al 2 di settembre. Mi sembra che il turismo sia ripartito, l'incremento rispetto all'anno scorso è incredibile. Che dati ci dà dal punto di vista regionale? E soprattutto la migliore granita dove la dobbiamo prendere? Provincia di Messina. Dai, Giù è preparato, è preparato. Non diciamo dove. Arancino o arancina? E dopo ti futtio. No, allora questa cosa è una menzogna, perché è ovvio che per me sarebbe arancina, però l'arancina è o a carne o a burro. Quello a catanese a forma di cono del vulcano è un'altra cosa. Quello è l'arancino catanese, che è un'altra cosa, non c'entra niente con l'arancina. Ma non è per essere, come dire, ecumenici, ma perché è verità, sono due cose diverse. Sono d'accordo e ti stai rilassando. Scusate, era tutto compito. Allora, questa cosa dopodiché voglio dire. Uno che però Samonacce pare che è un uomo di tradizioni, sta diatriba Catania-Palermo, visto che io compriamo siciliano, o la mangio a Palermo o la mangio a Catania, cerchiamo di stemperarlo un po', perché ho visto che Samonà si è fatto la differenza, però sembra... Sono buone entrambe, ma sono diverse. Però deve essere diplomatico lui, per forza di Lei cose. che dice? Cosa aggiunge? Beh, io penso che basta... A Los Angeles conoscevano quella... La prima cosa, tu arrivi a Los Angeles, la prima cosa che sei. Cioè, mi tiri dentro una vecchissima storia che è stata pure affrontata anche con dei video, delle cose, eccetera, eccetera. Si sa che nel parmitano è arancina e che nel catanese è arancino. Ciò deriva da un semplice fatto: per noi palermitani l'arancio è maschio, il frutto è l'arancia. L'arancina che rappresenta il frutto dell'arancio per noi è arancina. Nel catanese arancino appunta perché ricorda la punta dell'Etna, il nome deriva proprio da questo fatto e loro si ispirano più all'albero, all'arancino. Quindi è una vecchia storia, cioè che non finirà mai. E solo tu puoi mettere pace. La Crusca ha detto che dai, che questa ci piace, quello che ha detto la Crusca ci piace. Tutta la zona orientale. Ma come la Crusca? Non era un riso arancino? Sono confuso. Siamo in diretta. Siamo in diretta. Io non posso tagliare. Io non posso Francesco Facchinetti, volevo spiegare. Ci fosse stato lui, tutto questo non sarebbe accaduto. No, volevo spiegare a Pandolfo che nel momento in cui c'è il sorteggio lo chiameremo. Il sorteggio, va bene? Nel frattempo, in attesa del sorteggio. Si sorteggiano arancine. Si sorteggia arancina. L'arancina è un capretto. È un capretto. No, non stiamo litigando. Noi ogni giorno quando ci sentiamo. Senti, la Crusca? La Crusca diceva che è arancina. È femmina. No, siamo contenti, maestro, si è confuso, siamo a Palermo, siamo contenti. Maestro e comune non capoto niente, maestro, scusa, allora però se vai, scusate, il maestro è sposato con moglie messinese, se traghetti da Messina a Reggio Calabria e gli dici un'arancina, dati bacchetti, c'è un arancino. Però Daria, paese che vai, Daria stava aggiungendo una cosa. Sì. Daria non parla mai di cibo. No. Cioè, quindi tu stasera per prendere una posizione a livello siciliano e italiano hai le tue motivazioni. No, ho preso una posizione per il semplice fatto che Paride mi darà ragione, che
purtroppo noi palermitani possiamo, detto in francese e anche in americano, allattariarci quanto vogliamo con arancina, ma nel mondo è arancino purtroppo. E a me dispiace questa cosa. A me questa cosa dispiace tanto, ma quando si va in America... But what about arancino? Ma anche zucchini dicono in America, Daria, quindi per lo stesso principio. È così, quindi è così. Daniele, noi non prendiamo manco un poi... giacchetto per Villa San Giovanni per non sentirlo. Figurati se Daniele, Vigano. com'è? Vigano. Sì. Come ti piace? E soprattutto è una questione economicamente redditizio, riuscire a capire... Avete fatto la domanda alla persona sbagliata. No, però Google... Però è arancino. Per me, però non lo so. No, vabbè. Quindi non vorrei essere... Mandiamo il servizio. Mandiamo il servizio. Non lo voglio più la pubblicità non c'è rimandare. Una cosa pensi pure che ha comprato Google, ma io a volato non lo voglio. Mi metti in mezzo. È un momento drammatico. Facchinetti! Non so se senti suono. Allora, anche in Spagna, io vivo dai 19 anni a Barcellona, si dice arancina. No. Allora, noi quella O alla fine ci facete già se la Facchinetti, per favore. O ci diciamo il rosario, due sono le cose. No, ritorniamo. Applauso intanto perché lo show. Rosario, applauso al rosario. Voleva dire il rosario e quindi ha fatto Questo partire è lo l'applauso. show, questo è lo show live, tutto in diretta da Palazzo Riso. Siamo all'interno del Palazzo Riso. Ecco perché arancina, Palazzo del Riso, ora lo capivo io. No, non ci avevo pensato io. Ecco perché siamo qua. No, Eliana, era tutto premeditato, confessa. Minimo con Steve Jobs a stare. L'assessore una ne fa e 100 ne pensa. Tu dovresti andare con Steve Jobs. Ma sei morto, al cimitero. Non ne sapeva neanche. E perché succede sai state calmi, bloccateli. Io non so più, io mi metto qui in mezzo per dividerli. Allora, scusate, volete sentire una storia di grande successo? 7 giorni in Tibet. No. A Portofino. No. Pure l'autore ti ha dato il suggerimento sbagliato. Per? 7 giorni, perché mi sto confondendo. 7 giorni per volare. No, 7 giorni per volare. 7 giorni per volare. Stavo confondendo. Sbaglio, Daniele? No, non sbagli, ma in mezzo a loro due, secondo me, dovrei scrivere 7 giorni per scappare. Grande! Allora, mi disintegranno. Guarda, se lui dovesse vendere libri per come tu l'hai presentato, secondo me lo invitiamo a cena stasera e paghiamo noi stasera. No, ragazzi, scusate, il clima è quello che è. Riuscire a ritornare a essere istituzionali è difficilissimo. Pare che voi mi insegnate, avete calcato palcoscenici, è giusto avere questo clima così friccicarello. Sivo si chiama. Sivo. Per gli amici che ci seguono, Sivo è un po'... Ma a Palazzo Sivo... Il successo, mettiamolo Lui vive da 19 anni in Spagna e gli diciamo Sivo. Chiavetta, aiutami pure tu perché se non ce la faccio più. Come si dice in spagnolo Sivo? Sivos. Scusate. Aggiungi la S. No. Stiamo calmi. Tu come ti isolato? No. Che cosa vuoi? Allora, io questo libro lo consiglio. Morici pure, Giorgiani pure. Comprate, non so se ancora ci sono ristampe, se ancora si può trovare, Daniele. Sì. Ti aspettavi un successo planetario di questo libro qua? E spieghiamo anche al pubblico siciliano di Io Compro perché il successo, da dove nasce? Beh, intanto 7 giorni per volare è evidentemente una metafora. Io ovviamente non sono geniale come Camilleri, che voglio dire, meriterebbe un applauso solo per la straordinarietà di questo personaggio di eccellenza italiana di cui parla in tutto il mondo. Io sono un semplice imprenditore che ha fatto cose giuste, cose sbagliate. Sono partito dall'Italia, sono arrivato in Spagna e in Portogallo e mi sono reso conto che anche in Spagna, come in Portogallo, ammirano e stimano tantissimo gli italiani e le nostre storie. Non avrei neanche immaginato di vendere 100 copie, o meglio, avrei immaginato di vendere 100 copie agli amici, ma gli amici sono proprio i primi che non te lo comprano. Se glielo regali, forse. E quindi insomma io me lo sarei veramente stampato da solo, poi mi sono reso conto che Mondadori, che non ha bisogno di presentazioni, ha deciso di credere in me, una donna, Elisabetta, che è quella che decide i libri, e gli chiesi ma come mai ha deciso il mio, che sono un perfetto sconosciuto. Mi disse per 2 ragioni. La prima, il titolo. Il 68% delle vendite di libri deriva dal titolo. 7 giorni per volare, scusate, La solitudine dei numeri primi, Va dove ti porta il cuore, e credo il 68% delle vendite derivano dalle donne, che qui ce ne sono veramente tantissime,
E la cosa bella è che è una metafora di 7 giorni, quindi è veloce, perché le cose devono essere semplici e duplicabili, e un anno fa hanno deciso un editore spagnolo di pubblicarlo in tutto Latino America, quindi 24 paesi, in Argentina, in Messico, in Perù, in Ecuador, e poi dall'1 di novembre, e sono orgoglioso perché ricordo che da qui sono partito quando non credeva nessuno in noi. Voglio citare Lucrezia Lobuono, che è lì in fondo, che è la direttrice generale della mia Academy e che mi ha aiutato dal primo giorno credendo in una storia, e quindi grazie a Lucrezia. E soprattutto per noi italiani che amiamo le storie americane, che compriamo da McDonald's dal primo giorno, abbiamo un attore straordinario che sono contento perché le eccellenze italiane sono state viste anche in America, non solo oggi, ma abbiamo grandi attori nella storia, e anche il mio libro, si vede che ha colpito, l'1 di novembre esce in tutti gli Stati Uniti, quindi... Bravo! Posso aggiungere una cosa? Io non lo so. Non lo so. No, dicevo, se vuole aumentare... Ma non gli abbiamo detto di sì, perché se vuole aumentare le vendite in Sicilia e percentuale. partire bene col botto qua in Sicilia, il prossimo libro dovrà intitolarsi 7 giorni per friggere, e lì non puoi perdere. E io, tu pensa che mi hai letto nel pensiero perché esce l'1 dicembre. Hai visto? Già l'occhio l'accattò. Io da Google in Negre, non da canzone. Allora, visto che l'hai menzionato... Ma fa chirette che fere. No, niente. No. Scusate, ogni tanto io... È caduto. Fanno un segnale di no. Ma abbiamo no notizie? perenne, però. Abbiamo notizie? Dico, È se lo un recuperate... segnale di no. La nostra Sonia carissima, mi raccomando, manda Se la un sms rifardiò. per capire. Allora, Paride, quest'estate so che gli attori, i tuoi colleghi, vi volete ormai molto bene, siete arrivati in Sicilia, sono arrivati in Sicilia, riprese anche a Cefalù, giusto o sbaglio? Sì, From Scratch si ispira a un libro che ha avuto molto successo ed è una storia vera, realmente accaduta. È una storia d'amore tra un attore, tra un uomo, un giovane siciliano e una donna americana. Nella serie lei è Zoe Saldana, per intenderci, la protagonista ha fatto Avatar, i Guardiani. Avatar, stiamo parlando di uno dei film campioni di incasso della storia del Zoe cinema. Saldana in questo momento è l'attrice americana più pagata e i suoi film sono al primo posto nella storia della cinematografia americana. Questa fiction è la prima volta che lei esce dal cinema e interpreterà appunto una serie. È una serie limitata, cioè non ci saranno seconde stagioni, terze stagioni. Quante puntate? 8 puntate. È una storia vera, una storia realmente accaduta, scritta da Tembi Locke, che è una scrittrice americana. Questo libro ha avuto successo in America, Netflix ha comprato i diritti, e così è nata questa serie qua. È una storia d'amore, una storia tra un giovane siciliano che ha il sogno di fare lo chef, il cuoco, parte dal principio che il cibo è cultura commestibile, decide di studiare, va in Toscana. Il padre, che nella finzione interpreto io, è un padre patriarca, un padre tradizionale, un padre un po' all'antica, vede questo allontanamento dalla terra della Sicilia come un tradimento, quindi rinnegherà e ripudierà il figlio invece va ugualmente in Toscana a studiare, incontra questa donna americana, si innamora, si sposa, poi va a Los Angeles dove diventerà cuoco, si sposano in Toscana dove si sono conosciuti, inviterà la famiglia e il padre non andrà, ma qua mi fermo perché il resto lo vedrete nella serie TV. Le prime 3 puntate. Esce quando? Esce quando? Guarda, dovrebbe uscire il prossimo anno, nel 2022, sicuramente dalla primavera in poi. Dalla primavera, Paride ben assai, su Netflix. No, ma non solo. Gli altri ma compagni noi lo guardiamo, siciliani. Con tutto il rispetto per Zoe Per Saldana, Zoe noi lo Saldana, ma guardiamo così per ne Paride fa. ben assai, From Scratch, quello è ovvio. No, voglio dire, se me lo consenti, perché lo spirito di questa trasmissione è Ti piace? Ah, tu ne hai trovato uno? Ti piace? Sì, lo spirito c'è. Lo trovo perché, ne parlavo prima, a mio avviso la nostra terra, che è una terra magnifica, meravigliosa, è una terra incapace di affermare. È una terra piena di grandissimi talenti, sia nel mondo dello spettacolo, ma in tutte le altre categorie. È una terra che non ti consegna mai una patente, e questa patente devi comunque andartela a conquistare fuori per poi tornare.
Il fatto che nasca, e questo credo che vedo i miei amici che in qualche modo annuiscono, il fatto che si inizi a parlare di una identità siciliana, si inizi ad avere rispetto, amore verso le proprie cose, è un segno di un principio, di un'idea, di una cultura che si deve sempre di più affermare. Io Compro Siciliano lo leggo in questa maniera, cioè quella forma non soltanto di orgoglio scontato, noi siamo siciliani, siamo i migliori del mondo, no, noi siamo siciliani, abbiamo la nostra cultura, abbiamo le nostre storie, ci sappiamo confrontare con gli altri. Voglio dire una cosa, io sono il primo attore siciliano che ha avuto la fortuna di recitare a Hollywood. Lucia Sardo, che invece fa parte della zona che proprio ieri ha vinto il premio come miglior attrice protagonista, e lei a sua volta la prima attrice siciliana. Siamo gli italiani che hanno recitato a Hollywood, ce ne sono stati veramente tantissimi, gloriosissimi, dei veri maestri, dalla Loren, ma siciliani? Giannini, Marcello Mastroianni, più recentemente Favino, Lagolino, ma siciliani a Hollywood, con tutto il rispetto, né i nostri Franchi Ingrassia, né Buzzanca, puoi né prendere Pino il centro, Caruso, per favore, puoi neanche, alzarti. No, voglio dire, aspetta, ti devi alzare, ti voglio far fare l'applauso, concludi. È legato a quanto sto dicendo. Sino a questo momento non era accaduto neanche ai nostri gloriosissimi Ficarra e Picona, che hanno girato una serie per Netflix, ma è un Netflix diciamo nazionale. Sì. Italiano, sì. Questa cosa a me, Lucia, ci ha riempito d'orgoglio, ma ci ha anche caricato di una grandissima responsabilità. Noi sapevamo che eravamo in qualche modo, rappresentavamo una terra, rappresentavamo un modo di essere. Voglio dire che la serie, quando uscirà, sia io che Lucia siamo gli unici attori che recitano in siciliano e saranno doppiati, saranno sottotitolati, mai doppiati e sottotitolati nelle varie lingue. Questo mi dà tanta gioia, ma mi fa capire anche una cosa, che nella vita occorre iniziare, c'è sempre qualcuno che inizia, che apre una strada. È vero. E quindi io auguro a tutti i miei colleghi di poter vivere questa esperienza meravigliosa che ho vissuto. Abbiamo recitato negli studios di Hollywood, i Raleigh Studios, dove un tempo Chaplin realizzava i suoi film. Questi studios sono stati lasciati esattamente come lo erano allora, in legno e ferro, perché rappresentano una memoria, una storia dell'America, una storia di un'America che ha, dopo l'industria cinematografica, la più grossa industria americana è l'industria cinematografica, il che significa che comprare siciliano ha anche un significato. Amiamo di più le nostre cose, rispettiamoci e impariamo a condividere. Puoi prenderti l'applauso? Grazie. Prego. No, io lo faccio prima che esce la serie. Paride viene assai. Prima che esca la serie. Se lo merita. In fiducia. Questa riflessione di Paride mi faceva pensare a questa parola identitaria, no? C'è l'assessore all'identità. Volevo arrivare proprio lì, che c'è stata una scelta particolare. Assessore ai beni culturali c'è sempre stato. Assessore ai beni culturali e all'identità siciliana. Quanto è importante specificare quanto te ne hanno dette? Vabbè, ma gli stessi che prima criticavano ora invece si congratulano. Posso dire che le due cose non possono essere separate. I beni culturali e l'identità siciliana sono un'unica cosa, perché identità siciliana vuol dire consapevolezza di ciò che siamo, lo diceva prima Paride, la possibilità di portare nel mondo la nostra cultura, che è una cultura universale. Cioè, noi in Sicilia vantiamo con quel giusto orgoglio, che non è campanilismo, veramente millenni di storia, e le testimonianze sono dappertutto. Poc'anzi, Vincenzo, tu chiedevi quanti turisti, quanti visitatori hanno frequentato. Ora noi stiamo aspettando i dati di agosto, che li pubblicizzeremo nei prossimi giorni. Ma vi do i dati di Ferragosto. 53.000 persone nel fine settimana di Ferragosto hanno visitato i luoghi della cultura della regione, quindi quelli della regione. Immaginiamo che movimento c'è stato. 53.000 persone che hanno scoperto i nostri teatri antichi, Taormina, Segesta,
il Tindari, i nostri parchi archeologici. In Sicilia ne abbiamo 14 parchi archeologici, luoghi incredibili come i musei della Sicilia, che sono veramente belli, con testimonianze archeologiche antichissime. Gli itinerari sommersi, quest'estate abbiamo inaugurato diversi itinerari sommersi anche per gli amanti di questo tipo di turismo, che vogliono scoprire i beni culturali immergendosi, e magari scoprono appunto che sott'acqua c'è un pezzo di storia di chi è arrivato prima di noi. Tutto questo è identità siciliana, e non c'è bisogno di rivendicarla con spocchiosità, basta fare una fotografia di ciò che è la Sicilia. Ed è bello che, prima Paride parlava di queste produzioni importanti, c'è una importantissima produzione cinematografica statunitense che ora a partire da settembre girerà in Sicilia un film, è stato scritto sui giornali, non devo dirlo io, in tanti luoghi della nostra isola, tra cui anche Segesta. Ecco, che bella cosa che deve essere che sugli schermi cinematografici di tutto il mondo arriveranno le immagini dei nostri templi, dei nostri luoghi della memoria. Questi sono i nostri luoghi della memoria. Ecco, giusto, negli Stati Uniti hanno il cinema, l'industria cinematografica, ed è importantissimo il cinema americano, e noi gli restituiamo i nostri luoghi della memoria. Ed è un bel messaggio. Bravo, complimenti al lavoro che hai fatto. Biondo. La lingua siciliana in questo momento è una delle 12 lingue tutelate nel mondo. Infatti mi piace dire proprio la lingua siciliana e non il dialetto, perché è un'espressione impropria, perché la nostra lingua è una lingua raffinatissima e di antichissima cultura, ed è una lingua che tende a scomparire, ed è proprio tutelato, perché un tempo parlare in siciliano era considerato un'espressione volgarissima, di bassa levatura, era affidata soltanto al popolino, eccetera, eccetera, tant'è che nelle famiglie borghesi si parlava, addirittura veniva, diciamo, in qualche maniera calpestato tutte le espressioni. Poi, devo dire, grazie a un lavoro fatto da una bella drammaturgia nostra, anche dai nostri attori, alcuni non ci sono più, hanno comunque sdoganato un'autenticità. Penso a Luigi Maria Burruano, penso a Giorgio Ribassi, penso a Salvo Litata e a Franco Scaldati, di cui si parlava prima. Cioè, in qualche modo, mentre prima la cinematografia raccontava un siciliano molto ma molto improprio, grazie anche a questi grandi interpreti, a questa cosa, cioè lentamente, piano piano, come dicevo prima, la strada è sempre una strada che c'è qualcuno che inizia ma poi si continua. Quando noi sentiamo la nostra lingua, è una lingua veramente musicale, ed è in questo momento una lingua che si tende a proteggere. Biondo, dica. Omaggio siciliano. Ne hai fatti durante le puntate, qualcosa di siciliano per chiudere sta parentesi. Oh mia bella Madonnina, dai. Oh, sì. Maestro Biondo, vada. Lo sole è già spuntato un talumari, e voi, biduzza mia, dormite ancora. La cedi sono stanchi di cantare, e aspettano quando che va fatto ora. In tali barcunette supposati, e aspettano quando che va affacciati. Non me l'aspettavo. Ma che bravo! Non dormite più, cammenso a rinda stavanella. Applausi! Ci sogno pure la Sicilia, aspetto a voi. Io compro siciliano per vedere sta faccia a così bella. Passo che fuori e aspetto quando veda a grazie, che bello, ma che bella stasera. E ora la devi fare in inglese ora.
internazionale. Hai capito quando dicevano ma come la Biancardi canta? No, tutto calcolato. Ma è tutto, ormai c'è questa... Non so se Daria Biancardi dopo di voi vuole cantare. Daria te la sei. Il livello è altissimo. Non mi permetterei mai. Intanto... Ma facciamo intervenire Facchinetti. La maga. Possiamo mettere al massimo il capitano Uncino. I nani! Scusi, con lo però poco fa hai detto "oh mia bella". Daniele, tu arrivi da Milano. Ficuzza. Hai visto? Tu hai fatto una battuta infelice dalla Grecia e poi Milano. perché hai fatto la battuta su "cantiamo mia bella Madonnina", lui arriva da Milano. Ti pare giusto? Male. Ci è rimasto male. Noi abbiamo Ma veramente, il papà di Daria è di vada, Milano, perché noi siamo aperti come Sicilia. Lui arriva da Non fatemi cantare. Vai. cantare originale, no, ma anche spiegarata. Allora, posso dire una cosa? Non vedo siccome c'è mio papà se lì, canto che poi è secondo me Milano, restituiscono i potrebbe libri, cantarla quindi è lui. meglio che non lo faccio. Dov'è? Il papà di Daria. Dov'è? Ma chi sta una carrambata? Facciamo salire il Ovviamente papà della salutiamo la Biancardi. Raffa Si sono nazionale. visti poco fa, non è che Scusi, come si chiama tuo padre? Biancardi, il cognome si chiama Biancardi. Piero, sai. può venire qua per favore? Mi odierà per tutta la vita. Dottore Biancardi. Ma io c'ho ancora là, scusate regia, io ho ancora lì, posso andare lì, mi accendete il pietrone? Mi accendete il pietrone? Mentre dici questa cosa, posso fare una domanda Puoi fare a Daniele? mi accendete il pietrone? Sì, però tu non disturbare la domanda. No, io vado al pietrone, tu rimani qua. Vai. Tu rimani qua. Qual è la Io mi domanda? faccio accendere il pietrone. Lei arriva da Milano qui a Palermo passando per la Grecia. Sì. Non c'era un volo diretto, non c'era. C'è un treno, una cosa. Ah, sono arrivati in Moscone. Dov'è il papà? Allora, aspetta che qui Canzone No, è lei andato a deve- cercare... Quando si fissa sulle cose, poi ora è venga. difficile. Che Noi poi, ci capito, conosciamo. bisogna Non è che stiamo improvvisando, perché No, lei deve venire, fate un era applauso, tutto il venga. programma. La porto nel pietrone, nel senso detto così magari sembra brutto, però alzi è un l'altro. po' in Non mi spia, seguite, Severus. non mi seguite, Gianni Napoli, vedi che show. guarda qui, Venga. Dalla Dammi regia la linea, fammi la presentazione col Il papà. dottore Biancardi magari voleva Venga. stare Ecco tranquillo Facchinetti, stasera. eccolo, ecco un canzone. Ecco Facchinetti con canzone. Ma secondo me è un metano che a fare. Eliana, dammi la linea, fammi tipo Scusate, passiamo la parola a Vincenzo Canzone che in questo momento si trova nello studio 2 chiamato Il Pietrone insieme al papà di Daria Biancardi. Ecco, prendiamo il collegamento, applauso dal Pietrone, siamo all'interno del Palazzo Ma il Riso. papà di Daria è quello a destra o quello a sinistra? È lui. Ah, è lui. Allora, siccome non avevamo Facchinetti, che noi salutiamo, ci serviva un altro, insomma, ospite importante. Lui è il signor Dario Biancardi. No, lei si chiama Piero. Mi chiama io Dario. Biancardi, lei il papà, quindi lei mi canta? Lei di Milano? No, è l'ospitata, l'ho pagata pure. Lo dovrei fare suonare, non cantare in realtà. Ma il pezzo iniziale. Cominciamo. Oh mia bella Madonnina, che te brille de lontan, Dica no, ovviamente tu può t'adore aggiungersi al coro. piscinina, ti te dominet Milan. Finiamo a mezzanotte, vada. Non Benissimo, Non me la e ricordo dopo più. questa parentesi, cara Eliana, con un grande personaggio, il grande Piero, a te la linea. Complimenti, meglio di Facchinetti, Ma a te la sentivo linea. un'impressione agrigentina a un certo punto. Grazie papà Biancardi, ecco così accadono anche queste cose, poi non si dica che i siciliani non sono aperti a tutti gli altri, non sappiamo se è rimasta Daria nell'eredità ovviamente dopo questa scena. No, infatti non lo so. No. E quindi, dopo... Allora, siccome, scusa, tra il pubblico Io c'è vedo la i miei mamma genitori di Eliana. uscire nel frattempo. No, Tra il i pubblico- genitori della gavetta... Attenzione, tra il pubblico c'è Stanno la mamma di uscendo, Eliana sono usciti. che voleva recitare una poesia. No. La poesia su i Maccarroneda. No, che dai, c'è la Antonio. Allora, No? no, adesso invece, reduce dal grande, visto che abbiamo sentito grande tuo fratello? padre, prendi per favore il centro, che facciamo l'inquadratura, vada al centro. Lei si può, lei per far- si può, sì. ecco bene, si alzi, vada al centro. Però là sulla botola no, Daria Biancardi leggerà Ode alla Sfincia del maestro Camilletti. La impallo? Però ho sempre bisogno del No, gobbo. dai, non sono Avrei bisogno malato. del gobbo. Lei ha bisogno del gobbo.
Per fare ode alla sfiga. Mettiti più avanti, Manera, mettiti così più avanti. Ragazzi, siamo in diretta. Siamo in diretta. Allora, Manera si presta. A me avevano detto che era una cosa seria. Sì, no, io mi ero fatta da parte. No, mi hanno detto dobbiamo fare una cosa serissima. No, Daria, a me hanno detto che c'era la grigliata a un certo punto, io non vedo neanche un fumo, quindi non lo so. Però forse c'è la cassata. E attenzione, allora abbiamo sentito il papà. Bomboniere quando arriva. Allora, e adesso invece, cara Eliana, reduce dal successo dei suoi concerti in giro, non solo in Sicilia ma anche in Italia e poi di questo anche all'estero. E anche all'estero, sì, e poi soprattutto a Castellammare del Golfo, che tra l'altro saluto anche parte ma l'amministrazione comunale, c'è l'assessora, se non sbaglio, del comune di Castellammare, dov'è? C'è l'assessore e Anche il il sindaco. sindaco. Ah, sindaco, anche lei! Ma C'è quando... l'amministrazione. Sindaco, lo faccio in maniera molto istituzionale, senza dammi l'inquadratura, voglio fare senza chiedere. Quando veniamo a Castellammare del Golfo a fare... sì. Ma sei veramente la dignità, quando c'è la dignità... Ma sai, in tempi di pandemia, guardi, mi sono pure sporcato perché vorrei venire a ginocchioni al... mi sembrava che stessi dicendo, sindaco, tu ne puoi steggio quando vieni a C'è problema, implorare un posto. Grazie, noi non vediamo l'ora di arrivare. Mi fa Guardi, se vuole, per il bene dell'azienda, anche solo Eliana Chiavetta può venire. Io sto a casa, l'importante è che compra siciliano. Insomma, voglio dire, lei ha avuto modo, insieme all'amministrazione comunale, di vedere un Mario Biondi che appena lei ha cominciato a cantare dice: mo che faccio? Me ne vado, perché l'ha pensato un attimino Biondi, perché era scioccato, perché quando hai cominciato a cantare, è vero, sindaco? Quando Biancardi cominciò, Biondi fa: mo che faccio? No, loro sono di parte perché mi vogliono un sacco di bene. Biondi è scioccato quando gli hanno dato la prima cassateglia. Allora, senza fare nomi e cognomi, perché non mi sembra carino, io posso dirti di aver assistito con i miei occhi ad un artista nazionale italiano che tutti conosciamo da decenni, con una voce straordinaria, di cui anche noi eravamo fan prima di questa scena, che dopo aver sentito Daria Biancardi al soundcheck si è rifiutato di fare il duetto con lei. Ho assistito con i miei occhi perché io quella sera presentavo, c'era Daria che cantava e quest'artista poi alla fine si è negato. Allora, quindi ti dico che può accadere perché lei ha una voce meravigliosa che può intimorire anche i più grandi professionisti. È vero, Eliana, vogliamo sapere chi è. Soltanto il cognome, non il nome. No, non è Facchinetti. Allora, signori e signori, con grande piacere questo proprio un poker di canzoni. Sì? La presentiamo insieme, tipo ormai non si può dire più. Non è tipo alla Festival Bar ormai non c'è più, ormai o alla Battiti o alla Power Hits Estate, che è una cosa proprio che io non riesco a digerire, mi piaceva un po'. O a super ospite di Festival tipo di Sanremo. dall'Arena di Verona, noi qua da Palazzo Riso a Palermo, signori e signori, Daria Biancardi! It's for the way you look at me. Oh, yeah, it's for the only one I see. It's very, very extraordinary. It's even more than anyone that you adore, and love is all that I can give to you. Love, it's more than just a game for two. Two, when love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. And it's for the way you look at me. Oh, it's for the only one I see. It's very, very extraordinary. It's even more than any
is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. When a love can make it, take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. I can tell you that love was made for me and you. I can say that love was made for me. Looking out to the morning rain, how I used to be so uninspired. You know, when I knew I had to face another day, Lord, and made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you made me feel, 'cause you made me feel, you made me feel like a natural woman. And when my soul was in our lost and found, you came along to claim it. You didn't know what it was wrong with me till you came at me, name it. That I'm no longer die for, or what I'm living for. If I make you happy, I don't need to do much, 'cause you made me feel. You made me feel, 'cause you made me feel like a natural woman. Oh, baby, look what you've done to me. You made me feel so good inside. Hey, now just wanna be so close to you. You made me feel so like you made me feel, just feel like a natural woman. I say you made me feel, you made me feel, you made me feel like a natural woman, like a natural, yeah, like a natural, like a natural. You know I'm asking, and
return, honey, is to give me my purpose when you come home. Say, yeah, when you come home, yeah. Il maestro Vincenzo Biondo al piano. And guess what? So it's my money. All I want is you to give it to me, yeah, baby. When you come home, I say R-E-S-P-C-T till I wants to meet to me. R-E-S-P-C-T, take that test to me, yeah. Just a little bit. When you come home, I want it. Just a little bit, baby. Just a little bit. Just a little bit. Just a little respect. Just a little respect. Just a little respect. Just a little respect. When you come home, baby, to me now. Let it be just a little bit. Let it be just a little baby. Just a little bit. Just a little bit. Just a little respect. Suck it to me, 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 baby. Oh yeah. One more time. Suck it to me, 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 baby. Oh yeah. Just a little bit, yeah. Just a little bit now. Just a little bit now. Just a little respect. The first time ever I saw your face, I saw the sun rose in your and the moon and the stars were the gift you gave to the dark and the empty sky. The first time ever I kissed your mouth, I felt your heart so close to mine.
like a trembling heart of a captive bird. There was still in my command, my love. In the first time ever I lay with you, I felt your heart so close to mine, and I knew I will feel the earth and last till the end of time. The first time ever I saw your face, your face, your face, your Fantastico. Immensamente. Brava. Daria, immensamente Daria. Daria Biancardi, un applauso. E pure un applauso a suo padre che ci ha messo del suo. Prego Daria. Volevo ringraziare davvero di cuore il maestro Vincenzo Biondo che mi ha accompagnato, grazie, è stato un grandissimo piacere per me. Ho detto si alzi, si alzi. Grazie Vincenzo, grazie di tutto, veramente. Grazie a te Daria, grazie. Ma un maestro meglio non c'era. No. Ho visto Viganò, voglio sentire Samonè Viganò. Vincenzo, perché... ti devo svelare una cosa. Sì. Io, tu sai che sono giornalista, Sì. ancora prima di essere assessore dei beni culturali, e alcuni anni or sono ho collaborato con Daria perché ho fatto l'ufficio stampa di un suo disco. È stato un momento molto bello, anche molto divertente questa collaborazione insieme. Sì, ed è stato bello perché risentirla, devo dire, mi sono emozionato, ma lei ha una voce assolutamente unica e straordinaria, e devo dire che è stata una bellissima avventura professionale, una bellissima esperienza scoprire il talento di Daria, che era reduce da successi importantissimi che poi sono quelli che l'hanno consegnata al grande pubblico, ed è stato un onore per me, devo dire. Viganò, Comunque tra le ricchezze siciliane, voglio dire, musei, scavi, non lo so, opere d'arte, poi abbiamo Subeddu 4, dico, perché non valorizzarlo? Ma noi vogliamo investire sulla voce di Daria Biancardi. Ma so che farà le musiche di una serie TV presto. Magari. No, a parte lo scherzo, c'erano dei momenti durante il Respect nei vocalizzi finali, li fai un secondo e ti dico perché, li fai un secondo, Respect proprio alla fine. C'è il microfono, può fare. Dammi la tonalità. Just a little bit, just a little bit, oh yeah, just a little bit. When you come up, I wanna, Sono just a momenti little che bit. sembrava mia madre dalla finestra quando ero piccolino, che io volevo tornare a casa e a un certo punto mia madre da Antonio con la O finale partiva in questi vocalizzi finali. Ti giuro, mi hai fatto ricordare mia mamma, ti ringrazio. Scusate, È un complimento, i piccini correvano tutti. Io volevo sentire Viganò perché è rimasto molto colpito. Credo che forse la prima volta che vedevi Daria, non lo so, Daniele. Dal vivo, la senti per la 7 prima giorni volta? di Biancardi, il prossimo al dito.
in coppia, Samonà e Viganò. Ormai sono una coppia. Samonà e Viganò. No, coppia del calcio. Tipo Anna e Barbera, tipo Anna e Barbera, tipo... Perché ci ricorda qualcosa. Ci ricorda qualcosa. Giovannini. Ma noi abbiamo un altro sponsor. Samonà e quindi... Viganò. Ma io sto scrivendo un libro, Con 7 lui. giorni al riso. Dai! Allora, Viganò, spero che ti porti un buon ricordo di questa serata. Come si fa a non portare un bel ricordo? Innanzitutto voglio, comunque immagino a nome di tutti quanti voi, perché se stasera ci stiamo divertendo con loro, ispirandoci con Paride, emozionandoci con Daria, credo che vanno ringraziati questi due signori, Davide Morici e Giuseppe Giorgianni. Io compro siciliano. Giorgianni, lo spettacolo, siamo insomma ormai quasi alla fine. Ma la lacrimuccia, Giorgianni. Giorgianni, sei emozionato? C'è la lacrimuccia. Ma veramente? Però più, Perché- cioè se fai uscire qualche... Così perché facciamo audience. televisivamente Un po' di più funziona. lacrimuccia. Una Abbiamo una lettera una da Dulcide, casa. no? Apriamo la busta. Perché sei emozionato? Sono emozionato perché, vabbè, dopo aver sentito lei, chiunque si emoziona, è veramente brava. E mettere, diciamo, al centro dell'attenzione artisti, eccellenze come queste siciliane è veramente un onore per noi. Dai. E quindi anche essere qui stasera, aver organizzato tutto questo, veramente siamo orgogliosi di averlo fatto. Morici, quando si dice spendere bene, nel senso che avere un parterre così, organizzare una cosa, i partner ovviamente sono molto importanti, soddisfatto? Intanto spendere bene, diciamo, che direi più all'assessore, nel senso che questi sono investimenti assolutamente proficui, quindi questo che ci ha supportato. Però sì, assolutamente sì, come diciamo il prodotto è l'arte, al di là che poi ci sono vicino, ma Daria è fantastica, Paride, insomma, loro è una bellissima serata, una bellissima conclusione e noi queste cose ne vogliamo fare tanto. Noi da domani siamo al lavoro, dopo queste 2 giornate c'è tanto lavoro. A te interessa da la fare. zanzara? Comunque Samonà e quella Viganò... Posso aggiungere una Sì, cosa? sì. Allora, il mio libro 7 giorni per volare alla fine è dedicato alla crescita del talento, quindi a questo va. Io alla fine sono un imprenditore che, voglio dire, fa i complimenti a imprenditori coraggiosi come loro e immagino di rappresentare anche l'assessore nel dire il talento, tutto sommato, fare l'imprenditore sicuramente ci vuole coraggio, però siamo probabilmente in tanti. Quello che invece non sono in tanti, sono in pochi, ci tengo a sottolinearlo, perché ne abbiamo 3 casi stasera molto differenti tra di loro, è un attore come Paride straordinario che va addirittura a Los Angeles e una cosa molto difficile come la sua che deve immedesimarsi nelle vite di altri, credo che sia questa la cosa più difficile per lui. Dopodiché loro che ci hanno assolutamente fatto ridere, due casi umani, ma lasciami dire, una delle cose più difficili in assoluto, credo che sia anche per tutti quanti voi, io ho visto molti comici o presunti in televisione, una delle cose più difficili del mondo è fare ridere. È vero. E loro ci riescono alla grande e so che dietro involontariamente, ma per questo è talento spontaneo. E scusami, concludo, perché la sua non è quella di Daria solamente una voce, ma è un'anima che rimane all'interno delle nostre anime. E quindi questo è il talento. Quella di Daria non è una voce, ma è un numero 7. Quella di Daria non è una voce, ma è un richiamo per le popolazioni. Allora, io in una stanza, Daria in una stanza, Eliana in una stanza, insomma, tutti nella stessa stanza, ognuno nella sua. Ci ritroviamo e il gancio, sto cercando sto gancio da 1 ora e mezza che provo col gancio alla zanzara. Io, uno di noi, Chiavetta, tu da sola con la zanzara, tu lei piccola, che cosa succede? Cosa può succedere in quella stanza? Dipende se lautano o meno. Senti. No, praticamente è un intervento che ho fatto ieri nel loro evento in cui, parlando del libro, dico che il libro sostanzialmente si concentra in 2 cose. Nel giorno prima della settimana, il giorno prima è il giorno delle grandi decisioni. Ognuno di noi ha avuto grandi decisioni e che è cambiare paese, non cambiare paese, decide di fare l'attore, la cantante, i comici, cambiare ruolo, oppure cambiare città perché magari nella propria città non c'è un posto di lavoro, non c'è quello che noi sogniamo. Perché l'ho chiamato il giorno prima? Perché il giorno in cui facciamo grandi decisioni non ci ricordiamo mai che giorno era e quindi ho voluto dare questo nome un po' astratto, il giorno prima. E credo che ognuno di noi deve il proprio destino a questo giorno prima, il giorno in cui abbiamo preso grandi decisioni, ognuno di voi le ha prese.
E poi è un'altra cosa importante che scrivo nel libro, che sono un'altra cosa che guida la nostra vita, che sono le convinzioni. Ognuno di noi è convinto di qualcosa, e magari anche negativamente. Magari tanta gente è convinta di non avere talento, di non essere buono a fare qualcosa, e questo lima la propria autostima. E io lo dico anche da padre, quando magari ho un figlio che a 19 anni magari fa fatica a credere in se stesso. Non so quanti di voi magari hanno avuto questo, o magari lo stanno pensando in questo momento. Quindi le convinzioni sono le cose che guidano la nostra vita. Magari io ero convinto di una cosa e ho sbagliato, e magari ho perso magari una persona speciale, piuttosto che ho perso una grande opportunità. Quindi il libro parla di decisioni, la vita è fatta di decisioni e le decisioni cambiano il destino, e di convinzioni. Quanto crediamo in noi stessi, quanto vogliamo fare la differenza e quanto vogliamo illuminare le persone che ci stanno accanto, perché la cosa più importante è essere illuminati noi per poter illuminare gli altri. Concludo. No, ma merita l'applauso, assolutamente sì. Concludo. È appassionato che sembra siciliano, è troppo appassionato. Ma ce l'avrà un nonno, un bisnonno, qualcuno ci sarà. Daniele, non lo so, ma se non c'è lo vado a cercare. Daniele, Esatto. ma me la concludi con quella là? Sì, concludo con la zanzara, perché sennò non aveva molto senso. E dico che magari in tutto questo percorso, e quindi se vorrete leggere ovviamente questo libro, che mi è costato 2 anni e mezzo di fatica, non ho mai scritto, e forse non scriverò mai più un altro libro, dico anche che spesso le persone pensano di essere troppo piccole per lasciare il segno, e quando magari in qualche momento avete pensato questo, penserete questo, ricordatevi, magari in una di magari delle tante notti d'estate, quando ci alziamo al mattino e magari ci rendiamo conto che appena svegliati un essere piccolo ci ha lasciato un grande segno, che è la zanzara. Bravo. Allora, no. È gioco, dai, Scusate, potete lasciare. La mattina, dopo aver passato la notte con una zanzara, ti viene da alzarti e pensare tu ne sta grandissima. No. Scusate, potete Però ha lasciato il segno. Potete 5 minuti lasciarci il posto a me e Eliana, che ci dobbiamo sedere un attimo Dai, non qua? ci siamo seduti neanche un secondo, voglio vedere per un po' favore. da ospite, scusate. Dico, ma tu sei potete più in c'era. 5 non minuti. c'entravo. 5 minuti, Perché queste prego. produzioni risicate? Secondo me Comunque gli si Samona e dia. Vigano, secondo me La coppia del futuro. tipo Prego, ortofrutta del domani 5 questa, minuti, 5 minuti, Fantastico. 5 minuti. Che Affare fatto. Voi. Affare fatto Chi con porta Daniele. frutto verdura decidete voi, ma Samona e Assolutamente. Vigano è tipo una di queste catene. Va bene, accettato. Allora, allora, detto allora- che ancora l'assessore non ha aggiustato. Anche perché Daniele, mentre parlava di zanzare qua, Dobbiamo illuminare- facevano il loro sporco lavoro tutte e grandissime lasciavano il segno. ispiratrici. le vabbè, zanzare ma sono domani grandissime, probabilmente sì. chissà quali con idee la nasceranno. tappina domani quella zanzara non so che fine avrà Faccio fatto. prestare la racchetta da mio papà, che è specializzato in questo. Vabbè, Le ha portate detto qui le questo, Devo parlare con l'assessore. facciamo il collegamento. No. Facchinetti non c'è. Allora, ne puso. queste serate io ci tengo anche a dire che insomma intanto fate un applauso a questo parterre, a questi meravigliosi menti. Lo senti? Chi sono? Chi sei? Un applauso da abbonati di teatro lirico. Ci sapete chi dell'abbonato di teatro lirico, chi che battono in mano uno su serve uno? proprio di quelli scatenati, tipo da Los Angeles. Facciamolo Applausi. sentire. Allora, io conosco da molti anni Paride. Sì. Ed è, a parte essere uno dei più bravi, dei più grandi attori che abbiamo noi in Italia, nel mondo, ma è una persona che comunque ha sempre dedicato la sua vita al teatro e alla recitazione. Quindi questo grande riconoscimento, questo impegno internazionale, secondo me è una delle cose più belle che possa avvenire per chi fa questo mestiere. Quindi un grande applauso per Paride e per tutto ciò che può anche sostenere chi fa questo, perché comunque anche noi, insomma, ci piacerebbe far parte di progetti, ma arriveranno, perché in Sicilia arriveranno progetti anche più grandi nei prossimi anni, ma questo lo sappiamo Ma solo non io. stai a parare, io non è che lo capo. Mi sto riagganciando a Facchetta di un crash che ancora non è arrivato. No, Però Si dico, sta candidando per a Steven parte Spielberg. questo, Vuoi per dire- testare, testare, anche ok. se perché 1 anno e mezzo fermi di pandemia ha messo a dura prova il nostro brutto, è senso brutto, dell'umorismo. è Quindi brutto. anche per testare questa cosa, volevo dire questo. Siccome poco fa mi hanno fermato i carabinieri. Venendo qua mi hanno fermato i carabinieri e mi hanno detto che dobbiamo fare il verbale perché gli animali davanti. Ho detto ma guardi che è un peluche, a razzo mi interessa. Per cui lì ci rendiamo conto delle difficoltà. Mi stuzzichi sui carabinieri, perché Perché? mio zio è maresciallo di carabinieri.
e a casa abbiamo visto insieme gli europei di calcio. Con tuo zio. Esatto. Partita dell'Italia. Segna l'Italia e tutti gol! Dopo 3 secondi fanno aprire un replay e mio zio e sono 2! Non so se mi pare più cretino tuo zio o tu che me la contassi, però è terribile. A parte questo, in pandemia abbiamo subito dei momenti difficili. Io mi ricordo che ero a casa, sono salito sulla bilancia, c'era mia sorella e mi fa: è inutile che ti succhi, non è che pesi di meno. Io ci disse: no, un mio numero su me succo. Quindi in realtà in pandemia io avevo accanto al divano il frigorifero. Avevo accanto al divano il frigorifero perché ho detto: perché io potevo fare questo spostamento dal divano al frigorifero? Mo' mi sono vicino al divano. A un certo punto ho iniziato a parlare col frigorifero. Soddisfazione. Ma la cosa bella è che non mi rispondeva, quindi I brividi. era il momento di uscire fuori. Assolutamente. No, io invece impastai. Io durante la pandemia ho impastato tutto quello che aveva rincia. Cioè, a livello che io la farina me la scaricavano con il camion a casa. Cioè, a livello che una mattina ho sentito citofonare, era un panettiere che mi disse: te ne ristaro cornetti. Che poi facciamo un applauso a Marco Manera che si è sposato da poco, quindi facciamo ma mica c'è a contare queste cose cristiane. In pandemia, ma tua moglie in pandemia, dico, sul discorso... No, sul discorso della bilancia. Il discorso della bilancia è meraviglioso, perché mia moglie esce dalla doccia, si mette mutande, reggiseno e chiama sopra bilancia. E no, sono più grossa, ma sarà perché mi sono pesata vestita. Ma quanto ti pesano queste mutande? Un pizzo in Sicilia è pesante, dipende brutto, cos'è. Però a parte questo noi ci teniamo anche a fare degli auguri. Io volevo fare intanto un augurio di tanta salute per tutti, perché la salute è fondamentale, ma anche un augurio, ecco, quando parliamo di Sicilia, che restart, no? Rinasce, così ci riapriamo al mondo, ecco, un augurio anche di tanto amore. Ma non vorrei che vi finisse come quella coppia che doveva festeggiare 25 anni di matrimonio. Dammi un'atmosfera romantica. Ma che fa? Dorme? Una cosa romantica. Da Parigi, dai, da Parigi. Bravissimo. Se cose in minore, già morì uno dei due morì. In maggiore, va in maggiore. Passeggiano su Lungosenna, mano nella mano, questa coppia felicemente già mi stai schifiando, non so da dove 25 anni di matrimonio. E lui a un certo punto chiede a lei: cara, mi ami? E le dice: certo, caro. E lui: siamo onesti per una volta? Sì, caro. Mi devi dire la verità? Sì, caro. Cara, mi hai mai tradito? Oddio, la verità? Sì, cara. Mi hai mai tradito? Onesta? Sì, cara. Mi hai mai tradito? Oddio, 3 volte. Ma come 3 volte? È la prima. La prima, caro, ti ricordi quando stavi male, nessun dottore ti voleva operare, a un certo punto è venuto quel primario, ci penso io. Vabbè, cara, l'hai fatto per me, per la mia salute, ma la seconda, caro, ti ricordi quando stavamo fallendo, nessuna banca ci dava un prestito, a un certo punto è venuto quel banchiere, ci penso io. E vabbè, cara, l'hai fatto per noi, per la nostra famiglia, per i nostri figli, ma la terza, caro... Ti ricordi quando ti sei candidato come assessore e ti mancavano 147 voti? Su nella una chianave. I brividi. C'è qualche consigliere? Assessore, qualche consigliere siamo fottuti. Se ti giri... Pensavo se la moglie l'ha aiutato, no? No, sì, l'altra sera una signora ha alzato la mano: mio marito, cacci su sindaci, su assessore pure. No, è brutto. Comunque, al di là di questo, no, scusami, a questo punto, a proposito fai tu un altro augurio, no, perché ci fu durante la pandemia a me vicino Pasqualino, abbiate pazienza, un caso umano anche lui, che siccome molte coppie si sono scoppiate durante la pandemia, a me vicino Pasqualino il contrario, perché sua moglie ha diventato una ninfomane scatenata. Stanno chiusi rincia. Dalla mattina alla sera mio cugino non ce la faceva più, ci stai morendo, non ce la faccio più. Ma è tutta grazia di Dio, ci sono. Ma quando mai non ce la faccio più? Una volta mi telefonò, mi disse: non ce la faccio più, Marco. Ci disse: ma perché? Che ti succede? Guarda, figurati, stamattina mia moglie si arrospigliò all'8 di mattina. Mi dalle ore e mi fa: corre succhio, che è brutto cominciare così a callottare. Medallione e mi fa: Pasqualino, preparati. Oggi lo voglio fare sulla cassapanca all'ingresso, sopra il comodino una stanza letto e sopra il tavolino della cucina. Sì, cassapanca, comodino e tavolino. Sì. E tu che stai facendo, Pasqualino? Mi sta vendendo i mobili.
Allora, a questo punto io direi che io vorrei raccontare delle altre cose. No? Allora, volevo raccontare delle cose anche più moderne. No, moderne fino a un certo punto, perché c'è l'assessore, ci sono i sindaci, che è brutto, quando è brutto dobbiamo essere politicamente corretti. Mai stato, potete andare liberamente. Sì, ho capito. No, però... ma io ci tengo a raccontare delle cose anche un po' più... però tieniti, picchi per ora si incazzano tutti, su Facebook sono tutti incazzati. Se tu parli di una seggia, c'è il comitato a tutela di seggi che si incazza. Sono tutti incazzati per ora. Se tu parli di luci, c'è uno che fa l'elettricista, picchi per dobbiamo essere calmi, c'è che dire piano piano. Vabbè, ma non c'è niente. Allora, ci sono due amici miei gay. Allora non ne caputo niente. Allora io parlo arabo, non devi parlare. Ma sono amici miei gay, gliel'ho sempre detto. Sì, ho capito, tu ci puoi dire, ma davanti alle persone può essere che c'è chi che si incazza. Ci sono due amici miei omosessuali. No, per la stessa cosa, che fai? Camorito niente, non due lo amici puoi dire. Non lo puoi dire. Ma come lei chiamare a chi? Chiamale tipo fisioterapista ci vuole. Allegri. Sbrechisi, chiamali sbrechisi. Due amici miei sbrechisi? Esatto. Ma barzelletta amore. E contano un'altra, che ne sai? Vabbè, allora passa un'altra cosa. Mi ricordo quando ero a scuola ragazzino, c'era un mio compagno di scuola Pacchionello. Che tiravamo un po' fino a cozzo. No, discriminazione e violenza, ma tu sei pazzo. Pacchione, ma che c'è? No, è posto. Ma detto sempre no, discriminazione e violenza un po' tiravamo un po' fino a cozzo. Non arresta. Ma manco i boffi fino a cozzo. Soprattutto i boffi. Posso dire boffa? Boffa lo puoi dire. Cozzo lo posso dire? Cozzo sì, se cambi la vocale no. Al maschile lo posso dire. Vabbè, allora ne racconterò. Allora c'era un rabbino, un prete. La chiesa sapi che ora. No, la chiesa non si tocca. Io non ci sto bene su queste regole, non va bene. C'era un amico mio di colore, nero, gay, che picchiava legnate, Pacchionello, ci voleva stare. Che cosa posso. Allora, perché non posso dire questo? Allora, Antonio, stiamo calmi, Allora, noi possiamo parlare di tutto, tranne colore della pelle, orientamento sessuale, preferenze politiche, preferenze religiose, gusti musicali, aspetto fisico, abitudine alimentare, livello culturale, relazioni sociali, tendenze sportive, campagna vaccinale, omofobia, discriminazione, caccia, pesca, carne, pesce, nomi, cose e città. Frutta e verdura? Savona e Viganò. Mancavano solo Savona, Viganò. Madonna, riservisti. C'erano tutti. Ato, Sportes e Aramis. Ma allora scusa, ma a questo punto io di che cosa posso parlare? Di niente. E quindi? A morire, va. Arrivederci. Grazie. Manera. Pandolfo. E allora siamo al giro di boa. Intanto grazie. E il buffet? Ma ancora. La confettata? Non lo so, risponde. C'è buffet? No, non c'è buffet. E l'assessore è incredibile, alla regione Sicilia per la prima volta non si mangia. Ma tu mangi. Con gli altri si è mangiato sempre. Ma mangi. Allora, intanto grazie all'assessore Samonà per l'accoglienza e per averci aperto le porte di questo luogo meraviglioso. Grazie. Alberto, grazie a voi, questa è la prima tornata di Settembre al Riso, vi aspettiamo ogni sera a Palazzo Riso per una iniziativa diversa. A proposito di Franco Scaldati, chiudo, diceva prima Paride, ha fatto l'esempio di altri grandi, lo avremmo dovuto annunciare in occasione della rassegna per Franco Scaldati, lo anticipo qui. Entro fine anno pubblicheremo il primo di 3 volumi su Franco Scaldati con l'opera Omnia di Franco Scaldati, tutti i testi della drammaturgia di Franco Scaldati con la casa editrice Marsilio insieme alla Fondazione Cini, che sappiamo è la fondazione che custodisce adesso l'archivio di Franco Scaldati, ed è la dimostrazione di quello che si diceva prima, che i nostri grandi sono un patrimonio di tutti. Se anche una casa editrice importante come Marsilio pubblica uno dei nostri grandi autori di lingua siciliana, vuol dire qualche cosa, che la nostra lingua sta per essere riscoperta, l'hanno riscoperta, e una casa editrice come Marsilio vuol dire che finisce in tutte le librerie d'Italia. Questo è un motivo d'orgoglio per noi. Grazie Alberto Rimani, ovviamente per la sigla finale, che ci sarà una sorpresina tutta italiana, non vi voglio dire nulla, italianissima, grande successo, tormentone. Viganò, ci porterai nel cuore? Ci porti della frutta. Anche del... Basta che non porti zanzare. Ti porterai questi conduttori ospiti? Secondo me è veramente stato un piacere, un onore essere di nuovo qui e
una volta di più Palermo mi ha sorpreso non solo con il vostro entusiasmo, ma con le loro emozioni, quindi grazie di nuovo. Grazie Daniele Viganò. E scusami, da Palermo ripartirò per il mio primo tour mondiale con tutto il libro il 29 di gennaio. Io parto di nuovo da qui da Palermo, però finirò il 29 di marzo a Los Angeles, quindi per la presentazione del libro. Allora è vizio. Pandolfo, tu il tour mondiale da dove parte? Marcara Friddi? Da Ficarazzi. Ficarazzelli, Antonio. Misilmeri. No, allora ti faccio a vedere, ti proposito, posso far vedere una differenza, sì. che per noi siciliani già questa temperatura già fa fresco, mettiamo una giacca. Guarda lui da Milano con la magliettina, Sì, vuol dire che insomma si sta veramente bene. si Però sta bene. in maniera, insomma, Antonio e Marco, che conosco da molto tempo, grazie per essere stati qua. L'estate comunque è andata, nel senso che avete fatto giri per la Sicilia insieme, da soli. Che c'è, Antonio? È così? Ci vediamo presto? No, io avete non degli torno più. appuntamenti? Avete Allora, degli intanto appuntamenti due che cose. volete- Samonaccia va metto un frigorifero cassuta, perché la gente può avere sede, insomma, un Certo, frigorifero. sì. Serve un frigo. Prossimi appuntamenti? Metti altri Prossimi 300. appuntamenti? Prossimi appuntamenti? Domani sono a pranzo da mia zia Dai, Angelina, che fa la pasta con... prossimi appuntamenti, Se li vuoi ricordare. abbiamo qualche altra serata Poi- in giro per la Sicilia con poi- degli appuntamenti in alcuni villaggi, in alcune piazze, speriamo di averne Teatri qualcun altro. in I teatri da Da ottobre. ottobre, se ottobre. tutto va bene, all'Agricantus qui a Palermo con una nuova commedia che si intitola Chi si salva è perduto. Insieme? Yes. I titoli delle Insieme! E quindi speriamo che in una stagione invernale ricca di teatro ci saranno anche dei progetti al biondo con Scaldati, poi saremo di nuovo con un'altra commedia, sperando che la situazione sì, rimanga così più stabile possibile. Incrociamo le anzi. dita, incrociamo le dita. Paride, perché con te finiamo, facciamo la sigla insieme, cara Daria. Paride, in bocca al lupo, è lì. E noi Facciamo in bocca- noi aspettiamo sta serie. che esca la serie, ma siamo anche felici Cioè, di io averti non ho qui. fatto ancora l'abbonamento a Netflix, aspetto che esca la Sei un serie. alieno. Scrocco, dai. Sei un No, alieno. no, Scrocco no, lo farò. Basta per- che trovi un amico com- che ha meno di No, 3 io penso account che aumenteranno impegnati gli e- abbonati siciliani quando ci sarà la tua serie. Dovrei aspettare un po' perché probabilmente uscirà dopo la primavera del 2022. Siamo qua. Quindi però ti può mettere i piccioli ai lati e quando sarà il momento Tornerai opportuno- nella tua bella balestrata, ma dico, e torno sarai torno già stasera. già nella mia bella- stasera, e ovviamente anche ti dedicherai, per quanto riguarda la promozione insomma, della serie nel corso dell'autunno. No, sì, dovrò tornare a Los Angeles, Los quando Angeles. sarà il lancio, perché è una serie internazionale. Dovrò tornarci, sì. Ma dopo averla vissuto così a lungo, hai pensato per un secondo, ma quasi quasi ci vado a vivere? No, L'ho chiesto a lui. lasci il balestrata. No, devo dire è un posto meraviglioso dove tornerei con piacere anche domani, ma non ci vivrei. Io vedo delle Preferisco foto vivere bellissime tu a la Favignana dimensione- insieme. No, io Dov'è? vivo... Marni, che lì, io vivo- meraviglia. Favignana, vuoi cambiare, cioè con tutte le Io rispetto, lo vivo sai. da 2 anni una dimensione per me meravigliosa, mi reputo l'uomo più fortunato del mondo, perché vivo in campagna, vivo immerso nella natura, vivo con 40 animali, è il luogo dove lì lavoro veramente, perché io dico quando lavoro io non lavoro, è quando non lavoro che lavoro. Senti, è lì da me, no, insomma, che voglio in fare un campagna, po' sì. il momento dove Filippi Canzone Lucio. non l'ha capita No, questa cosa, l'ho poi ti capita. faccio- Vabbè, no, Però che siccome canzone? Eli, poco fa abbiamo salutato per pubblica a Facchinetti? casa. No, Facchinetti Ah, no, e quello l'abbiamo basta. salutato La- un sacco di Tomboleo volte. ormai, cioè. perché dietro questo grande uomo che abbiamo stasera fatto, insomma, complimenti lungo e largo, c'è anche, insomma, credo qualche figura importante che è in platea stasera. Parli del mio amore? No, perché per un attimo ho temuto che tu volessi parlare di Mario Fundarotti. No. E dopo io lo scantavo, dissi, vuoi dire che ora va a fare che era Non la Mario sapevo Fundarotto? questa cosa. Mario vai. Fundarotto No, deve si fare salire... No, ma questa però- cosa ci può No. riportare anche a una citazione bellissima. Potremmo fare anche una citazione bellissima di ieri. Ieri Roberto Benigni a Venezia ha ricevuto vero. il Bravissima, Leone d'Oro alla bravissima. carriera. Ha detto una frase bellissima nel suo ringraziamento, a parte aver detto che Ma è sua una moglie... verità, è una verità. Sì, ha detto, coinvolgendo sua moglie, dice questo
questo premio è di entrambi, anzi è suo, e poi sono io che ne prendo una parte, e poi ha detto: io conosco un solo modo per dividere il tempo, quello che ho passato con te e quello senza di te. No? E qui, quando l'amore ha detto una verità. riempie la vita. Io al mio amore infatti dico, è la tua compagna? No. È tua moglie? No. Ma qua scusa, è il mio amore, che è qualcosa di più. Io ogni mattina quando mi sveglio, la sveglio così. Poi ci sono un talumunno, fatti che si virano e fatti che non si virano. E tutti e due hanno piso, qualità e misura. Ogni piso va su balanza, ogni misura lo suo metro, ogni qualità ve l'occhi so per fare si tagliare. Certe volte si fatti ne fanno arrospigliare e silenziosa chiamiamo una varca che porta all'altra rima. A quel punto lei si susa e scappa. Dice no, è in delirio totale. È in delirio totale. Grazie Paride, grazie per essere stato con noi. Noi due soldi. Quindi quando ci fanno queste domande dice, sai, stiamo facendo qualcosa di bello, qualcosa di grande e siamo orgogliosi di questo. Davide? Possiamo dirlo, dico, noi siamo gli autori di Sisilio Neri e tu, di tutta la stagione, sia poi in presenza anche stasera, torneremo anche in veste diversa, cercheremo insomma di girare un po', non solo l'isola, ma anche un po' fuori, quindi comunque Sisilio Neri, non lo so, stiamo programmando, vediamo, pandemia, però comunque cercheremo Sisilio Neri. Assolutamente. Anche attenzione, Viganocci vuole Spagna, me l'ha detto in questo momento. È una produzione, è la prima produzione nostra, quindi io compro siciliano, quindi assolutamente ci teniamo. Grazie a tutti. E mi permetto di dire, è vero che siamo in due, ma in verità siamo in due, ma c'è tanta fiducia e tanta collaborazione bella, perché poi alla fine il progetto piace. Sì, c'è l'orgoglio di noi siciliani che lo mettiamo subito in mezzo, subito pronti, ma c'è tanto credo, tanta voglia di veramente di condivisione, di fare comunità, identità, queste parole che sono le parole del futuro. E quindi questo noi lo sentiamo, assolutamente c'è tanto da fare e lo vogliamo fare. Tutti insieme. Grazie e complimenti e grazie a nome mio e a nome di Eliana per averci dato tutto, insomma, questa grande fiducia. Un applauso a Eliana e a Vincenzo Canzone, che sono ormai i nostri paladini da tutti i punti di vista. Costanzo e Maria De Filippi uguali. Tra l'altro vorrei dire il grande impegno, Vincenzo, quando è nato il progetto di Sisilio Neri per te, questo potere in un momento così complicato, perché in un momento di grande chiusura abbiamo fatto trovare la produzione, chi ha deciso di investire e loro hanno creduto. Noi abbiamo fatto le puntate, 14 puntate tra marzo e giugno, in zona arancione, in zona rossa, tutti tamponati ogni volta, però era uno stress, avevamo paura che scattasse qualche fuoco, insomma fortunatamente 14 puntate. Vincenzo Biondo, è successo mai qualcosa? No, fortunatamente no. Grazie al maestro Biondo, perché è l'ala musicale di Sisilio Neri ed è un grande professionista, io sono contento di averlo incontrato. Prego Daria. Grazie alla produzione ovviamente tecnica, quindi alla regia e quindi anche Peppe. Un applauso a tutti quelli che stanno dietro, lo dico, si dice sempre, però è un comparto molto importante. Grazie a tutti voi che questa sera avete scelto di raggiungerci qui al Museo Riso, che avete scelto di condividere questa serata con noi, ma grazie a chi ci sta seguendo e sta condividendo sui social e continuerà a farlo nelle prossime settimane. Noi speriamo di... Vincenzo, scusa, un ringraziamento assolutamente a chi ha sostenuto, a chi ci sta sostenendo, ovvero l'assessore dei beni culturali, intanto come luogo, ma proprio anche come sostegno, come credo. Io posso dire che il ringraziamento va a Io Compro Siciliano, perché quando degli imprenditori rischiano, investono, cacciano dei quattrini fuori nel nome della Sicilia, di quello che dicevamo prima, dell'identità, quindi di quella che è la nostra, il nostro orgoglio bello e sano, vuol dire che la direzione è quella giusta. Poi la politica deve essere buona ascoltatrice in questi casi. Allora, ovviamente noi possiamo dire tutto ai presenti stasera qua, non so quanti ci stanno seguendo e ci seguiranno, e spero che lo spettacolo sia stato
di vostro gradimento, bentornati in presenza e speriamo di rivederci presto. Fatevi l'applauso e speriamo che vi abbiamo tenuto compagnia nel modo migliore possibile. Quindi da parte mia, Vincenzo Canzone e Liliana Chiavetta, vi auguriamo una buona continuazione comunque d'estate settembrina. Continuate a seguire sempre i canali di O Compro Siciliano su tutti i social, seguiti dalla nostra Sonia, trovate sempre tutti gli aggiornamenti degli appuntamenti live, degli appuntamenti in streaming. Bisogna mettere i like e così essere sempre aggiornati. Angela, così ciao Angela. vi diamo la buonanotte, ma il modo più dolce, più bello che abbiamo per lasciarci è uno solo. Gloria, cantata da Daria Biancardi. Buonanotte, grazie. Ci possiamo alzare? Sì. Sì, ma c'è Lei. Marco. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi ad una mano che lavora piano, manchi a questa bocca che cibo più non tocca. È sempre questa storia che lei la chiamo Gloria. Gloria sui tuoi fianchi, la mattina nasce il sole, entra odio ed esce amore, dal nome Gloria. Gloria, manchi tu nell'aria, manchi come il sale, manchi più del sole. Sciogli questa neve che soffoca il mio petto, ti aspetto Gloria. Gloria, chiesa di campagna, acqua nel deserto, lascia aperto il cuore, scappa senza far rumore, dal lavoro, dal tuo letto, dai gradini di un altare, ti aspetto Gloria. Grazie, buonanotte.